Amici bellini, ADL ha parlato. Anche perché poi quando sta zitto per troppo tempo, poi dopo parla a raffica consecutivamente, non lo fermi più. Si capisce oggi, un po' particolare. Parla di Spalletti, ma parla anche di caffè. Chissà, cominciamo. Allora, amici miei, benvenuti, bentornati, amiche mie, bentornate, benvenute. Rosario Cortese, tra gli ultimi che mi compaiono sopra questa piattaforma. Benvenuto, fate come Rosario Cortese, iscrivetevi al canale perché male non fa. Gratis è gratis. Come sono gratis i like che fanno crescere. Ecco, crescere penso sia la parola d'ordine, la parola chiave per un'attività, per una società, a livello personale, la crescita interiore, eccetera, eccetera. E vogliamo ascoltare un attimo queste parole. Alcune le possiamo ascoltare grazie a tutto Napoli, altre le possiamo leggere insieme. C'è questo passaggio sul caffè che un amico bellino mi ha girato su Instagram, ma sicuramente non riguarda noi, non è che si rivolge a noi, però sentiamo un attimo. Secondo me voi mi fate sempre molto divertire perché vi volete vestire sempre con i panni dell'imprenditore o dell'allenatore. Noi? L'allenatore è un dipendente di altissimo livello, di altissimo standing. Dipendente. Non l'ho preso qui per fare bubuzzette. L'ho preso perché era il signor Spalletti e ho fatto un contratto che ho sempre dichiarato essere un contratto di 2 anni più un'opzione a mio favore che nel momento io dovessi credere che vada esercitata garantisce un 3 anni. Allora, poiché a un certo punto nella storia i rapporti con delle situazioni ambientali. Ok, qua lui va a ruota libera, la storia, i rapporti, situazioni ambientali, ma già sottolineiamo questa cosa, lui ribadisce il contratto, il Bubu7 te fa un pochino il paio alle bambole, un pochino i giochi dei bambini, pettinare le bambole eccetera eccetera, non l'ho chiamato per fare un'apparizione, praticamente sta dicendo, e quindi ci sta come discorso, però dice dopo dirà una cosa particolare su Spalletti, qua è un mio dipendente, cioè decido io alla fine, ed è pure giusto così quello che si deve fare, ma poi dirà il contrario perché sentite bene, che sono situazioni particolarissime come quella calcistica o addirittura di una città come Napoli e di una tifoseria relativa da stadio, perché poi le tifoserie si dividono in quelle da stadio e in quelle invece non da stadio, che rappresentano la tifoseria in generale dello stadio virtuale. Lei lo sa che la Nielsen ci ha certificato 83 milioni di tifosi nel mondo occidentale, quindi pensi lei a dover interagire ogni volta, perché voi dite sempre che noi non siamo organizzati. Aspetta un attimo, aspetta Aurelio, ti stai riferendo a me, nel senso a me come tutti i tifosi nel mondo? Mi fa piacere che siamo ritornati a 83 milioni del mondo occidentale. L'ultima volta che aveva parlato di tifosi virtuali eravamo arrivati a 160. Ora dovremmo sempre poi vedere come li stai calcolando sti tifosi, cioè i tifosi veri, cioè come me che sono nato a Napoli, mi sono trasferito ma sono napoletano, e se il Napoli perde la mia settimana va di merda, oppure quei tifosi simpatizzanti che se il Napoli vince sì mi faccio un drink, se il Napoli perde non succede niente. Quelli sono i simpatizzanti. Si può essere simpatizzanti di una squadra qualsiasi, oppure perché il mio nonno, il mio bisnonno, quelli magari all'estero. Poi ci sono anche quelli là all'estero che stanno male, che non necessariamente nati a Napoli. Però siamo tornati da 160 a 83 nel mondo occidentale. Ma vediamo se gli altri 80 stanno nel mondo orientale. Questo è un altro paio di maniche. E lui dice questa storia: manca Tizio, manca Caio, si vede che ci sono molti
che si vogliono far assumere, no? Per cui vi spingono, vi danno dei gettoni di presenza per far dire delle cose che non stanno, no? Perché poi De Laurentiis c'ha una gestione padronale, da padre padrone, perché scusami, io mi interesso delle mie cose, quando faccio un film o una serie televisiva sto là, quando ho deciso di fare i gelati sto là, quando ho deciso di vedere come far funzionare le sale sto là, quando sto facendo in America, anche se non ci posso andare, io sono connesso video sempre, durante tutta la giornata. C'è 350 operai che stanno lavorando lì su una cosa mia. È giusto. Quindi voglio dire, però ogni tanto io leggo qualcuno che evidentemente non gli gira bene, perché il caffè che ha bevuto gli ha lasciato una punta di acidità nella gola, e quindi dice delle cose o sentenze delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Però aspetta, fermati Aurelio. E questo è una dei miei cavalli di battaglia, il delegare. Devi delegare. E non lo so se con il cinema ti è andata bene l'essere sempre presente in prima persona, guardare le cose tue, tutte le cose, e mettere bocca su tutte le cose. Non lo so se il calcio può funzionare così, anche perché è talmente tanto un impegno costante che veramente dovresti mollare tutto. E tu ci hai detto, io ho altre 20 attività, mica posso seguire sempre il calcio. E a differenza di altri presidenti che hanno quella passione unica, tu ci hai sempre detto che alle volte ti scocci, che ti sei rotto di seguire il calcio, che te ne vuoi tornare a Los Angeles. Allora non ho capito perché un pochino tu non sei stato presente, e quando sei stato presente ti sei anche preso questa gioia, dice sono arrivato, abbiamo fatto le cene, non il ritiro, il Napoli poi vince con il Sassuolo, eccetera eccetera. Però devi decidere se vuoi veramente stare sempre vicino a noi, è un conto, e allora sposti la Filmauro a Castelvolturno, è uscito, vedi il caffè che mi fa acido, e allora stai sempre presente così. E io credo che sia meglio delegare a figure di cui tu ti fidi, che noi non scegliamo, che però magari hanno vissuto sempre nel calcio così, perché il paragone con il cinema non sempre funziona, sono paragoni disomogenei che non sempre possono funzionare. Nel cinema è chiaro che è meglio avere tutto infitto e non avere delle proprietà stabili che poi ti rimangono sul groppone. Sul calcio invece forse è meglio avere qualcosa di proprietà come struttura, quindi su questo non lo so. Quindi il caffè, il padre padrone, vediamo un pochino. Sta lì adesso si è fatto una casa Spalletti? No. Quindi provvisorio. È lui che deve sentire che Partenope sta sulla sua testa e sulla sua anima. C'è una bellissima canzone di Gianna Nannini che parla dell'anima. Sei nell'anima. Se lui a un certo punto sentirà che questa anima sua si è tinta di azzurro, sì, non ne potrà fare a meno. È come il caffè. La mattina la prima cosa che pensi al caffè, e se fa schifo ti arrabbi pure, no? Certo. Allora, lasciamolo lavorare, lasciamolo ambientare. Vedete che io per 8 mesi non sono andato in televisione, ho rilasciato interviste, non ho voluto fare dichiarazioni. Perché? Perché anche per me c'era la necessità di conoscere l'allenatore e l'uomo, e secondo me l'allenatore è formidabile e l'uomo è un uomo serio. Quindi nulla da obiettare, sono due cose che mi fanno dire: Aurelio, anche questa volta hai fatto centro. Allora, benissimo, l'allenatore, l'uomo, eccetera eccetera. Sono stato 8 mesi zitto e vabbè. Però qua lui mi sembra che già stia facendo quel discorso che molto spesso lui ha fatto per altri allenatori o per altri giocatori: sei tu che devi sposare a prescindere quella che è la napoletanità
entrare Napoli nell'anima, eccetera eccetera. Non so se però tu, Aurelio, hai sposato questa napoletanità, visto che stai spesso a Roma e spesso preferisci stare dall'altra parte, cioè la senti cioè dare a Spalletti questa cosa che non ha preso la casa e che sta in albergo, e pure tu stai sempre in albergo così, a meno che quando sei andato da Mertens non era per parlare del contratto o se ti volevi pigliare Palazzo Donnanno o il palazzo a fianco. Sono tutte riflessioni da fare, però lui è stato 8 mesi zitto, ha conosciuto, ha deciso, eccetera eccetera, e sta passando la palla a Spalletti. Per me si conferma con queste parole che ADL è contento di Spalletti e quindi si può continuare con Spalletti senza problemi. Ha ribadito il contratto e per me non c'è mai stato, quindi quando si sono fatti altri nomi, De Laurentiis sta pensando a italiano, eccetera eccetera, non credo proprio, onestamente. E quindi passa la palla a Spalletti, che dovrà decidere, dovrà vedere se si è innamorato, perché poi Spalletti il tour dell'anima, e io l'ho già previsto che il tour poi si allarga dopo aver fatto Milano, Roma, Russia, adesso deve andare in America, non c'è dubbio su questo, sono dubbi miei, quindi questo è il discorso. Però poi ci sono state altre dichiarazioni che vi posso leggere perché poi non ho visto video, eccetera eccetera. Ancora discorsi sulle amanti, io devo spostare la Filmauro a Napoli, questa cosa che abbiamo detto, quando c'è il non sentiment devo stare lì 3 volte a settimana. Lo staff ha le proprie famiglie, sono 7 persone, lo stesso Spalletti ha una bambina di 10 anni che sta a Milano, la moglie, molti pensano solo al calcio, magari in tanti hanno altri problemi, amanti e cose a cui pensare. Ancora le amanti possono essere gli amanti, perché poi non è detto che siano per forza amanti femmine, e quindi si ritorna a questo discorso delle amanti sempre particolarissimo. E poi le altre cose che sono uscite da questa situazione era la questione stadio. Dice: noi ci concepiamo il San Paolo Maradona, lo faremo bellissimo, eccetera eccetera, però dobbiamo confrontarci con chi abita in zone, non gli puoi distruggere la vita, e questo è giusto. E poi lui dice anche: voi mi avete sempre detto che io sono un visionario, perché tutto questo, ma chi gliel'ha detto questo? Chi è stato il primo che gli ha detto questa cosa qua? Non lo so, che tutto quello che è successo, pur non appartenendo al calcio, poi si è avverato tutto quello che ho detto. È vero che in Inghilterra si pratica un calcio migliore, eccetera eccetera, però quello che si è fatto con gli hooligan non si può fare perché la camorra, eccetera eccetera. Vabbè, proprio nel giorno in cui esce un articolo del País che paragona il rapporto Insigne De Laurentiis come 2 clan che si sono scontrati, con Ancelotti in mezzo che è stato vittima di uno scontro tra clan, una roba proprio inascoltabile, veramente scelte comunicative particolari che poi portano a fare dei titoli. Ancelotti vittima dei clan a Napoli, mamma mia, che schifezza, che schifenzia. Quindi voi mi fate sapere che credete di questo intervento di ADL, e se avete un'idea di quella che è la prospettiva per il futuro. A me sembra che tutta questa che ADL sta vendendo il Napoli non mi sembra che si sta anzi impiantando più impianta stabile, così. Che sia meglio o peggio non lo sappiamo, lo scopriremo solo vivendo, perché alle volte anche a distanza il Napoli ha fatto le cose giuste, e poi si è visto il non sentiment, poi è arrivato in tempo, è arrivato troppo tardi. Non so se è questo che poi conta. Io credo che il problema sia sempre un altro, cioè partire a monte con più strutture, più figure, in modo tale che non debba essere lui costretto a presenziare e a togliere tempo anche alle altre attività, così figure che non siano per forza familiari, perché poi lì avviene il famoso non sentiment, e i rapporti tra quelli che sono dipendenti, che si devono confrontare, lavorare bene per una società, facciamo sempre questi discorsi qua, ma alla fine se è sempre una cosa familiare, che sia lui o ci sia il figlio o la figlia o il nipote, eccetera eccetera, non cambia molto, la figura è sempre quella, e non essendo una figura di calcio alle volte non lo so quanto l'intervento sia efficace. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi bacio forte, vado a fare il che fare,
che devo sempre fare, perché la vita aumenta, caro presidente. E il caffè non ero io, non credo sia io mi prendo il caffè e lo faccio perché lo faccio io, come diceva Edoardo. Se poi viene male non me la posso prendere con nessuno, perché il caffè lo faccio io, mi convinco che è buono lo stesso e vado avanti. È un pochino questo che sta succedendo con i tifosi del Napoli, ci convinciamo che siamo buoni lo stesso e andiamo avanti. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.